seconda serata. Ieri sera siamo riusciti a stare nei tempi, è stata Questo significa che io la non ho prima prova, l'informazione il giusta. primo esperimento. A noi è sembrato molto positivo. Tra l'altro il video tra qualche ora sarà già presente sul canale YouTube, che trovate o andando direttamente su YouTube e cliccando Atletica Veneta, oppure c'è un link sul sito della fila regionale, mi dicono in alto a destra, devo ancora vedere, e quindi potete entrare e vedere il video di ieri sera. Come ieri sera abbiamo la fortuna di avere la presenza del presidente, che abbiamo visto prima, era in macchina con la mascherina, come tanti di noi in questo momento, quindi lascerei al presidente Cristian Zovico la parola per la presentazione di questa seconda serata. Buonasera, un saluto a tutti, naturalmente ben ritrovati a chi c'era ieri e un ben arrivati a chi c'è oggi. Rapidamente per ringraziare il settore tecnico regionale per essere riuscito a creare questa modalità di confronto e dialogo. Chiaramente il momento particolare, lo sappiamo benissimo, siamo anche molto concentrati sia per cercare di proseguire l'attività, ma anche per seguire quello che ci viene chiesto a livello nazionale. Avremo un consiglio regionale di fatto convocato d'urgenza per la prossima settimana, perché c'è già stato richiesto di fare le variazioni di bilancio del 2020 e di fare già il bilancio preventivo del 2021. Capite già che insomma, come dire, portare avanti la barca in questo periodo è abbastanza complicato, però la squadra c'è, il gruppo sta lavorando tantissimo e come dicevo ieri sera siamo anche riusciti a ottenere da parte del centro studi l'autorizzazione a svolgere online tutto quello che può essere fatto anche a livello di corso istruttore, quindi in particolare al profilo A. E detto questo, vi auguro naturalmente un buon lavoro. Il programma che ha messo in piedi il settore tecnico, chiaramente incastrato su quella che era anche la proposta nazionale, è sicuramente molto centrato per il periodo, per gli argomenti, e quindi vi auguro buon lavoro, poi con la speranza di, insomma, di vedersi un po' meno al computer e un po' più di persona. E detto questo, vi annuncio che lunedì nel Consiglio regionale discuteremo anche sull'attività, chiamiamola agonistica, e l'intervento in cui siamo già stati autorizzati a ragionare dal nazionale è l'attività del settore promozionale. C'è stata una riunione ieri di fatto della Commissione Tecnica e Regolamenti. La proposta sarà quella di dare una data abbastanza certa per la quale si sa che fino a lì non si svolgerà l'attività del settore promozionale. Stiamo in ballo tra fine luglio e fine agosto, lunedì ne discuteremo, ma non vediamo in questa fase, soprattutto col fatto che le categorie promozionali sono quelle più penalizzate nel rientro negli allenamenti, non vediamo la possibilità di gareggiare a giugno e con tutta probabilità a luglio. Ecco. Per cui vi anticipo questa cosa, ma poi sarà resa nota immediatamente all'inizio della prossima settimana. Vi saluto, vi auguro un buon lavoro, ancora grazie a Enzo Agostini, a tutta la struttura tecnica e naturalmente anche a Cinzia Miotti che sta lavorando tantissimo in questo periodo per garantire questa opportunità. Buona serata e buone cose. Grazie Christian. Diamo il via alla serata, vi do alcune informazioni allora di tipo tecnico come ieri. Se qualcuno ha necessità di avere i crediti, sapete che la frequenza di 2 webinar o nazionali o regionali dà la possibilità di avere i crediti che poi servono per chi deve iscriversi al corso allenatori o allenatori specialisti. Quindi vi chiederei non adesso, ma dalle 8 meno un quarto, quando vi darò l'informazione scrivendola nella chat, di mettere il vostro nome e cognome, se avete anche il numero di tessera FIDAL, in modo che Cinzia Miotti possa registrarvi. Vi chiederei di tenere silenziati i microfoni finché non dovete intervenire per fare delle domande, e potrei anche in alcuni momenti chiedervi di spegnere anche i video, perché questo contribuisce a lasciare un po' più libero il segnale e quindi poter vedere meglio i filmati. Questa sera avremo 2 interventi, uno relativo in continuità con ieri ai salti e oggi
i salti in estensione, con la partecipazione di Enrico Lazzarin, Barbara La e Francesca Franzon, e poi avremo il momento dedicato ai lanci con Renzo Loverato, Andrea Meneghin e Sergio Desentini. E un'altra informazione che vi volevo dare è che appunto avete la possibilità di rivedere i video sul canale YouTube, lo dicevo già prima, c'è un link sul sito della FIDA regionale, oppure basta che clicchiate su cerca di YouTube Atletica Veneta. Già da questa sera dovrebbe essere presente il video di ieri sera. Ho già sottolineato ieri che le finalità della nostra attività, magari se riesco a fare questo share screen, le finalità della nostra attività, si vedono un po' troppe cose, state vedendo adesso? Sì, vai. Le finalità della nostra attività sono quelle definite anche dal titolo, cioè ricominciando, rispettando le regole. Qui manca una virgola, senza ostacoli e senza rete, che era il titolo anche dell'intervento, dei due interventi di ieri sera, con forza e con fantasia, che è il titolo di intervento di questa sera, ricordando da dove si deve partire, pronti a camminare e correre lontano, il titolo di domani sera, e tutti insieme, come sempre, che è il titolo dell'ultima giornata del 23 maggio. A proposito del 23 maggio, un'altra informazione: ci troveremo tra tutti i tecnici. Abbiamo la fortuna di avere, con questa Zoom che abbiamo preso, la possibilità di avere fino a 300 persone. Sarà di sabato dalle 14:30 alle 16, ma potremo anche un po' sforare. Avremo la possibilità, se qualcuno di voi ha qualche filmato, qualche PowerPoint particolare da far vedere, dare spazio ai tecnici veneti che vogliano per 10 minuti fare una propria presentazione. Vi chiediamo solo di farceli avere alla mail del comitato regionale, in modo che possiamo visionarli preventivamente a cr.veneto@fidal.it, è la mail della segreteria. Quindi se qualcuno per il 23 maggio vuole fare un intervento, a noi farebbe particolarmente piacere, perché appunto lo spirito è di ripartire tutti quanti insieme. Ripartire rispettando le norme, perché ci sono alcune norme da cui non possiamo prescindere, che sono il distanziamento sociale, tutte le norme igieniche, le norme specifiche per il nostro sport, che sono definite dal protocollo della FIDAL nazionale, e le norme che ci sono date dalle linee guida del Ministero. Sono molto stringenti, molto particolari, dobbiamo però rispettarle, perché rispettandole sicuramente manteniamo più sicura la salute degli atleti che ci vengono affidati, anche la nostra, e anche perché dove i presidenti, i gestori dei campi sono riusciti ad attivarlo con grossi sacrifici, e quindi dobbiamo rispettare molto l'impegno e il sacrificio di persone che hanno lavorato per metterci nelle condizioni di poter fare attività. Come dicevo ieri sera, però, per poter fare attività è importante in questo momento soprattutto avere una buona didattica. Una buona didattica, perché dovremo gestire le attività che prima potevamo sviluppare in tempi sufficientemente lunghi, in tempi più ristretti, avendo un numero di ragazzi inferiore, dovendo avere degli spazi particolari e dovendo rispettare il fatto di utilizzare gli attrezzi solo una persona alla volta, disinfettando poi gli attrezzi, utilizzando le corsie della pista di atletica con il giusto distanziamento, utilizzando il campo con il giusto distanziamento. Quindi è molto importante la fase didattica, quella che ci permette appunto di essere più efficaci nel nostro allenamento, quindi definendo bene quelli che sono i nostri obiettivi, utilizzando tanti contenuti e essendo anche oltre a efficaci anche efficienti, cioè utilizzando bene i tempi e le nostre energie. Relativamente a uno dei termini della didattica, sono molto importanti i contenuti, e come già dicevamo ieri sera,
I contenuti che noi abbiamo visto relativamente all'atletica leggera in questo periodo in cui siamo stati a casa davanti al computer, abbiamo visto che sono tantissimi. Però è anche molto importante che questi contenuti siano sviluppati avendo delle priorità. E quindi abbiamo cercato tutti insieme come commissione tecnica di scegliere e quindi di presentare degli argomenti che sono questi argomenti, quindi senza ostacoli, la possibilità di fare, abbiamo visto ieri, la mobilità articolare e tutti gli esercizi di sensibilizzazione a livello propriocettivo e di core stability. Senza rete abbiamo visto che si possono fare tanti esercizi anche per salto in alto e salto con l'asta molto importanti e soprattutto migliorare le proprie capacità coordinative e poi anche tecniche, anche senza usare i materassi. E stasera vedremo appunto con forza, quindi Enrico Lazzarini, il gruppo dei lanci, ci proporrà lavori che possono essere fatti per i salti in estensione a corpo libero senza utilizzare gli attrezzi, perché questo è un altro dei limiti di questo momento, cioè l'utilizzo delle sale pesi molto limitato o non possibile, e poi con fantasia relativamente ai lanci, quindi tutta l'attività che si può fare con gli imitativi. È poi importante lo scambio di idee, quindi io lascio la parola adesso a Enrico Lazzarini, però poi è importante anche l'intervento di ciascuno di voi, quindi vi chiedo se avete domande da fare al termine della relazione di Enrico, di Barbara e Francesca, di prenotarvi in chat, di scriverla oppure di chiedere in chat di poter intervenire via voce. E quindi darei la parola ora a Enrico e grazie a tutti oggi per essere qui. Siamo tanti, siamo 133 persone, è un grosso successo per l'attività del Veneto. Grazie ancora. Prego Enrico. Bene, bene. Buonasera a tutti. Mi fa piacere innanzitutto di vedere che siamo quasi in 135 persone, quindi pur essendo un incontro a livello regionale ha avuto, come dire, un riscontro notevole, direi quasi alla pari degli incontri che facciamo a livello nazionale. E saluto tutti i colleghi, anche vedo che ci sono anche colleghi del settore nazionale, quindi questo mi fa piacere. E, faccio una piccola premessa, con me faranno, diciamo, concorrono alla relazione Barbara La e Francesca Franzon, che collaborano, fanno parte del gruppo Salti del Veneto e quindi lavoriamo assieme e seguiamo i ragazzi e i raduni assieme. E oggi io farò vedere la presentazione che ho fatto con delle immagini dei miei atleti, ma perché era più comodo che le facessi io, visto che ho avuto la fortuna, prima che ci fosse la chiusura totale dei campi, di avere ancora la possibilità di stare al campo per un mese, poi c'è stata la chiusura totale e adesso, diciamo, questi miei atleti fanno parte di quel gruppo di circa 3.000 atleti che può rientrare, è già rientrato al campo da circa 2 settimane. E speriamo che la settimana prossima si possa estendere anche agli altri, ma staremo a vedere. Ecco, la presentazione io adesso ve la inserisco così, vediamo di che cosa. Eccola qua. No, scusate, questa no, non c'entra niente. Scusate un attimo. Dov'è? Eccola qua. Bene. Allora. Si vede? Qualcuno mi conferma che si vede? Sì, si vede. Ok, perfetto. Allora. Bene, allora, l'argomento forza potrebbe spaziare su tutte le specialità dell'atletica. Dopo di me c'è il settore lanci che sicuramente basa moltissimi lavori proprio sull'aspetto e sulla metodologia del lavoro della forza. Io faccio con i miei collaboratori una presentazione legata innanzitutto alla categoria giovanile, parliamo di categorie cadetti allievi, in modo particolare gli allievi,
e un tipo di presentazione che riguarda, diciamo, solo ed esclusivamente la forza riferita agli arti inferiori. E vediamo se riusciamo a farla partire. Ecco, quindi la premessa è che noi faremo vedere degli esercizi proposti e rivolti agli arti inferiori, quindi non trattiamo tutto quello che si potrebbe fare anche per la parte superiore, e esercizi svolti a carico naturale o con leggeri sovraccarichi anche di fortuna o fantasia, come potrete vedere poi, su spazi ristretti. Perché? Perché abbiamo messo assieme questo pacchetto di esercizi che uno può svolgere anche all'interno della propria casa. Se ha una stanza con un minimo di spazio, potrebbe gran parte di questi esercizi svolgerli all'interno della stanza. E faccio anche una breve premessa sulle tipologie di lavori che andremo a vedere, cioè le esercitazioni hanno tutte un fine, devono avere tutte uno scopo ben preciso, devono fare riferimento a che tipo di lavoro devo fare, e soprattutto l'utilità delle esercitazioni che andremo a vedere. Quindi la piccola premessa è che andremo a vedere le 4 tipologie di contrazioni muscolari che possiamo utilizzare quando facciamo dei lavori di forza, partendo dall'isometrica, poi esercitazioni di forza concentrica, di forza eccentrica e di forza pliometrica. Pliometrica, premetto subito, saranno esercizi molto basici, non sarà certo la pliometria spinta che fanno gli atleti di alta qualificazione o gli atleti del settore assoluto, e comunque anche le altre esercitazioni più o meno impegnative sono esercitazioni che si possono svolgere con le categorie giovanili, proprio in riferimento alla categoria allievi. Un piccolo accenno anche su quali tipologie di esercitazioni andremo a collocare il nostro sviluppo di forza, e quindi tratteremo soprattutto quello che riguarda i processi neuromuscolari della forza. Perché chiaramente gli altri aspetti di tipo metabolico, diciamo, parlo per il settore salti, ma penso anche interessare il settore velocità, i processi metabolici riguardano, diciamo, altre tipologie di forza che, diciamo, magari per i saltatori possono avere meno importanza, e quindi le vedete qui descritte le tipologie di forza che andremo a trattare. Andiamo a vedere fin da subito, partiremo degli esercizi di forza generale a degli esercizi un po' più specifici e di forza speciale. Ecco, faccio solo un'altra piccola premessa: l'isometria. C'è molto da dire sull'isometria. L'isometria che proponiamo in questi esercizi è un'isometria di base, è un'isometria di tenuta, non è certo l'isometria di tipo massimale, che prevede sviluppi di tensioni e di forza di tipo diverso, e soprattutto per i saltatori non parliamo di isometria di tipo esplosivo. Poi magari, se volete, posso anche aprire una piccola parentesi su questo, perché secondo me l'isometria di tipo esplosivo è un tipo di esercitazione molto utile per gli sport di potenza, e soprattutto, io parlo soprattutto in riferimento al settore salti, insomma, ecco. Ci sono alcuni miei atleti che fanno questi esercizi. Questo è stato fatto a livello casalingo, sono i primi esercizi che vediamo, perché qui eravamo proprio nel periodo dove gli atleti non avevano la possibilità di accedere al campo, nessun atleta, nemmeno gli atleti di interesse internazionale. E quindi andiamo a vedere, vedete che un esercizio basico è un esercizio di tipo isometrico, parete appoggiata schiena appoggiata alla parete, in posizione di semi-squat. L'atleta tiene in mano un secchio della pittura da 5 kg per avere un piccolo sovraccarico sopra il capo. Esercizio isometrico che poi può essere completato, può essere collegato ad un esercizio più dinamico, dove da una sedia, sempre col sovraccarico sopra al capo, l'atleta va a fare delle estensioni monopodaliche in modo abbastanza energico, diciamo. Ecco, quindi sempre questa capacità, pur avendo anche un carico leggero, di esprimere alta dinamicità nell'esercizio.
Ecco, qui Barbara e Francesca, quando volete voi intervenite senza problema per andare a integrare quello che io sto dicendo. Ok, andiamo a vedere seconda tipologia. Qui lavoriamo invece per il comparto dei flessori della coscia sul bacino, sempre con il nostro secchio da 5 kg. Ci posizioniamo sempre parete appoggiata, schiena appoggiata alla parete, con coscia flessa a 90 gradi, piede a martello e posizione di tenuta. Io ho messo 30 secondi, è chiaro che poi dipende dal carico e dipende anche dal tipo di esercizio che voglio fare. È chiaro che se il carico è maggiore potrebbe bastare anche un tempo minore di tenuta. E sempre collegato a questo un esercizio dinamico dove l'atleta in monopodalico va a fare un'estensione dell'arto, quindi aumenta un attimino la difficoltà dell'esercizio, sempre con questo leggero sovraccarico sopra al capo. Passiamo poi all'altra tipologia di esercizi. Qui nel primo esercizio si può caricare, diciamo sovraccaricare un peso, bottiglie può far diventare più o meno impegnativo il mantenimento della posizione. L'atleta tiene la posizione anche qui per circa 30 secondi, quindi un'attivazione dal punto di vista neuromuscolare a livello di reclutamento unità motorie. Anche questo è un esercizio che può essere concatenato a degli esercizi dinamici. L'esercizio dinamico successivo che ho inserito io è uno squat monopodalico, vediamo se parte, eccolo qua, uno squat monopodalico dove l'atleta cerca di scendere e salire con la massima dinamicità possibile, quindi un contromovimento fatto in modo veloce. Il terzo esercizio invece è proprio a regime di massima esplosività e vediamo, speriamo che si veda perché quando sono a alta risoluzione le immagini si vedono a scatti, ed è un esercizio, diciamo, è una concatenazione di esercizi che può essere utilizzata per, diciamo, completare, diciamo, una serie di esercitazioni per un comparto muscolare che in questo caso è quello della parte anteriore della coscia, del quadricipite. Quindi vedete che gli esercizi possono essere anche collegati. Perché collegati? Perché spesse volte fare solo isometria non è vantaggioso, cioè può dare dei vantaggi sotto certi aspetti, ma degli svantaggi sotto altri, che possono essere ad esempio quelli dovuti alla fase coordinativa dell'esercizio o del movimento. E quindi io preferisco, quando magari utilizzo queste esercitazioni, abbinarle sempre a dei movimenti dinamici, che possono essere veloci o addirittura, come nel terzo caso, di tipo esplosivo. Andiamo al successivo. Qui passiamo a vedere due tipi di esercitazioni per il comparto posteriore. Allora qui apro una piccola parentesi, io parlo per i salti, in modo particolare i salti in estensione. Spesse volte ci soffermiamo molto sul comparto anteriore della coscia, convinti che magari possa essere il miglioramento di questo comparto anteriore possa essere determinante per le capacità esplosive dell'atleta, ma poi nei salti in estensione in modo particolare il comparto posteriore, cioè tutta la parte glutei e ischio-crurali, sono determinanti per l'avanzamento del bacino e quindi per l'avanzamento della massa nello spazio, quando io vado a compiere un salto. E qui vediamo due esercizi in forma generale che possono andare a rafforzare il comparto posteriore. Partendo da un esercizio isometrico di tenuta, l'atleta poi passa a fare un esercizio dinamico di flesso estensione del bacino e quindi va a creare sempre, come ho detto prima, da un movimento isometrico ci collega un movimento di tipo dinamico. Un po' più, diciamo, difficoltato, l'esercizio può essere fatto in monopodalico. Qui chiaramente aumenta la difficoltà dell'esercizio, ma
è importante concentrarsi anche sulla postura dell'esercizio, quindi sulla tenuta, sull'allineamento della coscia col busto e poi sulla esecuzione corretta, quindi una buona iperestensione del bacino nella fase dinamica. Vedete, qui Camilla lo fa sia con l'arto destro che con l'arto sinistro. È chiaro, noi vediamo solo una ripetizione di questi esercizi, ma poi nell'ambito dell'allenamento uno può inserire anche più serie di un esercizio, oppure può andare a preferire determinati tipi di esercizi in base ad eventuali carenze che magari può riscontrare nel proprio atleta. Se porto un esempio pratico, io di solito, per valutare anche le capacità di forza del comparto posteriore della coscia, faccio anche delle prove di forza, si possono fare anche manualmente, per rendersi conto di quanta capacità di forza può avere il nostro atleta. E mi è capitato alle volte di avere atleti dove con 2 dita riuscivo ad estendere la gamba dalla coscia. Questo a dimostrazione che probabilmente tutta la zona ischio-crurale era estremamente debole. E magari erano soggetti che avevano avuto anche problematiche legate a degli infortuni nella parte posteriore. Quindi questa è una valutazione che un allenatore, secondo me, deve fare in modo attento per cercare di non disequilibrare il rapporto tra muscoli anteriori e muscoli posteriori, che potrebbe creare, sia nelle fasi di corsa, sia nelle fasi di stacco, nei salti, problematiche legate a traumi muscolari. Non so se Barbara e Francesca vogliono aggiungere qualcosa. Visto che mi hai chiesto di portare un po' anche il mio esempio da atleta più che da allenatore, sull'importanza dei rischi crurali, vorrei soffermare moltissimo, perché ricordo sempre una delle mie prime gare internazionali, fui presentata dagli allenatori russi, dal mio allenatore russo. La prima cosa che fecero, mi girarono, videro dei glutei molto piccoli e dissero no, saltatrice. Quindi ci siamo soffermati molto sul lavoro per tutta la parte posteriore, insomma, proprio come saltatore. Ecco, ricordo per chi non conoscesse il tecnico che ha seguito Barbara quando si allenava a Formia, Robert Zotko, sicuramente un grande tecnico. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e secondo me ci ha insegnato moltissime cose, ci ha fatto capire molti altri aspetti metodologici dell'allenamento che ancora oggi noi utilizziamo e portiamo avanti per cercare di sviluppare al meglio diciamo, il miglioramento prestativo dei nostri ragazzi. E quindi questo, ecco, sicuramente l'indice visivo di capire se uno ha dei buoni glutei ischio-crurali si può vedere, nel senso che alle volte anche visivamente ci si rende conto se un atleta è ben strutturato anche nel comparto posteriore della coscia. Quindi passiamo oltre, andiamo a vedere gli altri esercizi. Ecco, qui siamo sempre in regime isometrico sull'esercizio che vedete adesso, appoggiati alla parete, si va in iperestensione, quindi si cerca la massima contrazione del gluteo, cercando di mantenere la posizione isometrica. Qui lo vediamo, ecco, Rebecca tende un po' a piegare anche le braccia, bisognerebbe cercare proprio massima estensione senza andare troppo a flettere il busto avanti. Nel secondo esercizio, che ha più o meno la stessa valenza, si può fare anche con un po' di stabilità, di propriocettività, di equilibrio, e quindi la compostezza e l'allineamento tra l'arto inferiore e il busto, diciamo, è anche deve essere concomitante al mantenimento della postura e dell'equilibrio del corpo nella posizione statica. Ecco, qui vedete, lei ha un leggero peso in mano, ma si potrebbe utilizzare anche qui uno zainetto, delle bottiglie d'acqua o un sacchetto pieno di sabbia, insomma, ecco, poi uno si attrezza come meglio riesce. Andiamo avanti e vediamo il prossimo. Ecco, qui entriamo in una serie di esercizi che dimostrano, come vi avevo detto prima, le capacità che può avere un atleta
di forza nel comparto posteriore della coscia e dei glutei. Qui vediamo 4 esercizi partendo da uno molto semplice, che è quello di uno sbilanciamento in avanti di circa 45 gradi dell'atleta, dove deve mantenere la posizione di equilibrio. Un piccolo appunto, Camilla tiene i talloni appoggiati alla barra di ferro, si può fare appoggiati a una panchina, o magari se a casa c'è qualcuno che può sostenere l'atleta sui talloni. Io ho visto dei video con degli atleti dove la mamma dava una mano all'atleta per fare gli esercizi, e quindi ben venga, insomma, se le mamme possono aiutare gli atleti a casa a svolgere queste esercitazioni. Qui Camilla tende ad appoggiare un po' i tendini, ecco, bisognerebbe appoggiare solo il tallone, oppure mettere magari un cuscino, un qualcosa di morbido per evitare fastidi tendini. Il secondo esercizio che vedete invece è un esercizio di tipo eccentrico, quindi sostanzialmente l'atleta va in ceduta e cerca di frenare il più possibile la fase di discesa. Anche qui non sto a commentare tutti gli aspetti positivi che può avere il lavoro eccentrico, ma sicuramente ci sono dei buoni vantaggi e delle cose molto positive in questo tipo di esercitazioni. Il terzo esercizio, più dinamico, dove l'atleta utilizza un elastico. Vi posso dire che gli elastici si comprano molto, come vi ha detto ieri Adriano Benedetti, si acquistano su Amazon, su qualsiasi sito che oggi può portarvi rapidamente l'acquisto a casa, e quindi sono elastici anche a basso costo, perché con 25-30 euro si possono acquistare un pacchetto di 5 elastici a varie tensioni. E quindi questi ragazzi, quando c'è stato il periodo della chiusura degli impianti, si sono portati a casa tutte le attrezzature e gli elastici che servivano per svolgere a casa questi esercizi. L'ultimo esercizio, quello più impegnativo, sicuramente se uno non ha capacità di forza adeguata nel comparto posteriore, non riesce a fare questo esercizio, cioè riuscire a fare un eccentrico concentrico senza andare in appoggio a terra. È chiaro che questo è il più difficile dei 4 esercizi, quello più impegnativo di tutti, e ecco, il suggerimento anche in questo caso è: verificate prima che il vostro atleta abbia diciamo una buona tonicità dei muscoli posteriori della coscia, perché se gli proponete subito, senza valutare questi tipi di esercitazioni, il rischio potrebbe essere di un effetto DOMS devastante ai bicipiti femorali, e poi per 3-4 giorni l'atleta non si muove o ha dei dolori acuti al comparto muscolare. Quindi molta attenzione a questo. Io direi per primi partire con gli esercizi iniziali, cioè quello isometrico e eventualmente quello eccentrico o quello con l'elastico, che sono degli esercizi abbastanza basici che si possono sviluppare. Ecco, considerate che dopo il quarto esercizio qui, l'evoluzione successiva è che l'atleta tiene in mano un sovraccarico, quindi o si mette uno zainetto sulle spalle o tiene un peso appoggiato al petto. Sarebbe un'ulteriore evoluzione dell'esercizio come difficoltà. Quindi passiamo oltre, se riusciamo a cambiare rapidamente. Ecco, qui altro esercizio dinamico. Questo è uno step up partendo da posizione chiusa, quindi angolo oltre i 90 gradi al ginocchio, dove l'aspetto fondamentale è quello di inserire, Rebecca lo fa parzialmente, di inserire in modo energico l'avanzamento del bacino. Ho dato all'atleta delle bottiglie in mano per sensibilizzare maggiormente anche l'intervento degli arti superiori. Sono bottiglie da 1,5 litri d'acqua, dove l'atleta ha più sensibilità anche sul movimento degli arti superiori. Quindi può essere fatto o senza bottiglie, oppure con le bottiglie, se si vuole magari sensibilizzare maggiormente il movimento delle braccia. Secondo esercizio, più dinamico, step jump alternato, dove l'atleta anche qui cerca la massima estensione in fase concentrica, quindi da una ripartenza eccentrica deve cercare l'inversione di forza, di contrazione, andando in una fase concentrica molto, molto reattiva, diciamo, molto esplosiva.
Se Barbara e Francesca hanno qualcosa da dire, immettetevi, entrate nei miei commenti senza problemi. Andiamo a vedere un'ulteriore esercitazione, concatenazione di esercizi che si possono fare, sempre molto semplici, per i giovani possono essere fatti benissimo questi esercizi. Vediamo, il primo esercizio è una posizione isometrica in semi-squat monopodalico, dove bisogna fare la bella statuina tenendo la posizione destra, posizione sinistra, seguita successivamente da un passo a fondo, cercando la massima estensione nella fase di salita e quindi l'entrata del bacino, sempre bottiglia in mano per sensibilizzare l'azione delle braccia. Perché alle volte magari se uno non tiene niente in mano così, magari perde un po' la sensibilità sugli arti superiori, che invece sono molto importanti nelle esecuzioni di questi esercizi, e poi importantissime anche quando si va a saltare, ad esempio nel salto triplo, nel salto in lungo, in modo particolare nel triplo, l'azione delle braccia ha un aspetto determinante alle volte per la buona riuscita del salto. L'ultima esercitazione concatenata è un normale skip rimbalzato, dove l'atleta conclude questo trittico di esercizi. Ok. Qui invece passiamo sempre alla posizione di prima, che aveva prima Rebecca nel mezzo squat, ma invece qui siamo in una posizione di semi squat, ma contenuta solo sugli avampiedi. Qui in questa posizione è importante l'allineamento del corpo, la tenuta isometrica sul comparto del tricipite. Chiaramente intervengono anche i quadricipiti, ma siamo concentrati proprio sull'azione del tricipite, quindi l'atleta deve rimanere in equilibrio sugli avampiedi per circa 30 secondi e poi collegare un esercizio di forza reattiva a catena tesa. Quindi l'atleta va a fare dei rimbalzi reattivi, li vedete, tenendo perfettamente l'allineamento col corpo. Se il video si vede bene, Fabio è abbastanza bravo a fare questo esercizio. Dico solo una cosa, apro una piccola parentesi su questo tipo di esercizio: la deformazione in questi esercizi è negativa per un saltatore. È sicuramente negativa perché nel momento poi che l'atleta va a staccare o ad atterrare da un balzo, l'eccessiva deformazione dei capi articolari comporterebbe una dispersione di energia che per noi, che chiamiamo stiffness, per noi è fondamentale, è importantissima nello sviluppo poi del salto. E quindi molto importante in questo esercizio il comportamento dell'atleta, cioè il mantenimento di questa catena tesa nell'eseguire l'esercizio. Passiamo oltre. Sempre esercizio per il comparto della gamba. Camilla è in posizione di step, in posizione di stacco, potrebbe essere anche una posizione attiva di stacco, dove tiene la posizione isometrica sull'avampiede per 20 secondi sulla destra e 20 secondi sulla gamba sinistra. Questa posizione può essere fatta anche cercando proprio di aumentare la contrazione, quindi di andare a spingere in modo energico contro la parete, però sempre ricordandosi di mantenere l'allineamento del corpo. L'altra esercitazione concatenata è una esercitazione di rimbalzi alternati con sinergia delle braccia nel movimento, cercando però la massima reattività sui piedi. Andiamo a vedere il prossimo. Altro esercizio che si può fare. Allora, io qui ho messo due sedie e una bacchetta di legno. Può essere un manico di scopa, ma a casa uno potrebbe mettere anche un nastro di carta, un pezzo di scotch, una funicella appoggiata alle sedie. Questo magari per evitare eventuali rischi, ma
anche se fosse un manico di scopa sicuramente il rischio è minimo, perché appena i piedi toccano il manico di scopa la scopa cade a terra, insomma, ecco, non ci sono particolari rischi in questo esercizio. La sedia può essere utilizzata in due modalità. Io qui l'ho utilizzata nella modalità più impegnativa, cioè di appoggiare il manico di scopa nello schienale della sedia, ma potrebbero essere girate di 180 gradi e il manico di scopa può essere appoggiato al sedile della sedia e quindi chiaramente abbassare l'altezza del manico di almeno 30-40 cm. Quindi chiaramente per uno che magari non ha fatto mai questo esercizio, approcciarsi magari con altezze inferiori e poi eventualmente passare ad altezze superiori. È chiaro che essendo degli esercizi di forza esplosiva, bisogna sempre tendere ad impegnare l'atleta, a far sì che l'attivazione neuromuscolare sia sempre quasi massimale. Se metto la bacchetta troppo bassa e l'atleta si impegna al 50-60%, è chiaro che non vado a lavorare in modo ottimale per migliorare la forza esplosiva. Quindi qui vediamo Rebecca che svolge l'esercizio e in questa modalità, quindi solo concentrico, parte da una posizione seduta, massimo reclutamento di neuromuscolare e fase di esplosione verso l'alto. Mentre Camilla svolge ha lo stesso concetto di esercizio, ma con una modalità di contrazione muscolare diversa, dove cade con le ginocchia flesse, quindi deve atterrare a terra nella stessa posizione di partenza e in tempi rapidissimi passare da un'azione eccentrica che deve essere molto rapida, perché appena lei tocca a terra, addirittura il suggerimento che io do all'atleta è spesso di andare a spingere ancora prima di toccare, cioè andare a cercare l'impulso a terra ancora prima di toccare, proprio perché il sistema nervoso deve abituarsi a queste azioni eccentrico-concentriche molto, molto intense. E andiamo a vedere l'esercizio, se parte, sì, e vedete lo svolgimento dell'esercizio. C'è qualche piccolo errore, non vi sto a dire quali sono gli errori, però qualche piccolissimo errorino c'è, le spalle un po' troppo avanzate, il fatto di utilizzare non correttamente e non al 100% in modo corretto le braccia, però sono piccoli particolari che poi si possono andare a correggere per ottimizzare ancora di più l'esercizio. Quindi andiamo avanti. Ecco, questo è un esercizio, io ho messo una sedia, consiglierei, e chiaramente io ho messo una sedia perché conosco l'atleta, so chi ho di fronte, so quali sono le capacità del mio atleta e quindi posso eventualmente anche permettermi di utilizzare un attrezzo, la sedia che magari trovo a casa, che magari per qualcuno potrebbe sembrare pericolosa. Perché magari uno potrebbe non essere capace o magari un atleta che non ha mai fatto questo esercizio potrebbe aver paura di superare la sedia e quindi potete, nell'ambito casalingo, uno può utilizzare anche un'altra cosa, può mettere dei cuscini, può mettere uno scatolone di cartone che se ci cade sopra non succede niente, si deforma e non capita nulla. Io ho messo la sedia perché vi posso dire sinceramente era la prima cosa che avevo sotto mano, se no sarei andato in cerca di un pezzo di gomma a piuma o di un cartone. Ho trovato la sedia, ho detto Fabio non c'è problema, perché conoscendo l'atleta ho detto puoi farlo con la sedia. Questo è un esercizio di forza esplosiva, come fosse un salto in lungo da fermo, è chiaro viene fatto superando la base della sedia e viene fatto con una spinta più rivolta verso la componente orizzontale. Mentre nel secondo esercizio la componente diventa un po' più verticale e l'atleta supera lo schienale della sedia. Ecco, qui vedete ho dato l'accorgimento a Fabio di ritornare sempre dalla stessa parte perché se per caso tocca la sedia, in questo caso la sedia cade, fosse nel caso contrario cade l'atleta. Ecco, quindi un minimo di prevenzione su questo ci deve essere. Questi sono esercizi di forza esplosiva pura che si possono fare a carico naturale. Potrei farlo anche con dei piccoli sovraccarichi, mettendomi lo zainetto in spalla, però direi che per stimolare le capacità di forza esplosiva possono andare bene anche fatte in questa modalità. Esercizi, qui ho trovato due panchine, a casa si possono utilizzare due sedie,
soprattutto nel primo esercizio che è abbastanza semplice, nel secondo invece che è un po' più complicato magari la sedia potrebbe essere un po' più pericolosa e quindi magari si possono trovare 2 rialzi, un qualcosa dove potersi mettere su rialzo. Sono esercizi di forza reattiva, fanno sempre parte della forza speciale, sono esercizi di tipo pliometrico, anche se sono esercizi di tipo pliometrico non di altissima intensità, nel senso che l'altezza della panchina è 30-40 cm, l'esercizio viene svolto diciamo, in una forma di pliometria generale, che quindi non prevede diciamo, particolari tensioni eccessive che potrebbero non essere adatte per ragazzi in giovane età, quindi soprattutto riferito magari ad esempio ai cadetti. Non utilizzerei queste altezze, magari anche altezze un po' più basse e con esercizi anche magari un po' più semplici, ecco. Però diciamo che già gli allievi, essendo abili ad esempio nel saltare gli ostacoli, possono concentrarsi anche su questa tipologia di esercizio. Perché ad esempio uno potrebbe dire perché non faccio gli ostacoli che ha la stessa valenza? Diciamo che in questo esercizio singolo, quello che vedete fare da Rebecca, c'è più capacità di concentrazione nell'attivazione nervosa del rimbalzo, perché deve fare solo quello. Mentre tra gli ostacoli la parte ad esempio ritmico-coordinativa potrebbe andare ad incidere sulla concentrazione dell'atleta nella fase di reattiva a terra. Secondo esercizio un po' più complicato, dove l'atleta svolge un contromovimento in divaricata, rimbalzo e contromovimento in divaricata, vedete? E Fabio, gli avevo chiesto di farne ancora uno e si è fermato. Vado avanti rapidamente perché sennò non ci sto con i tempi e passo agli ultimi esercizi che sono sempre in forma reattiva. Ho messo sempre la bacchetta alta per dare un po' più di intensità all'esercizio, ma vi ricordo che con i giovani si può partire anche con bacchette più basse o con dei cartoni, dei riferimenti anche più bassi come ostacolo da superare. Anche qui gambe tese, lavoro per il tricipite, soprattutto di tipo pliometrico, anche qui qualche piccolo errore, soprattutto secondo me nell'uso delle braccia e nella fase di atterraggio. Vado rapidamente alla prossima, se non vado errato. Questi sono visti anteriormente, ve li faccio scorrere rapidamente perché sono lo stesso tipo di esercizio visto dalla posizione anteriore, frontale. Ok? E poi andiamo a vedere. Questo esercizio è simile a quello che Camilla faceva prima con l'elastico, ma più specifico per la fase di stacco nel salto in lungo o nello stacco del salto triplo, ma può andare bene anche nello stacco per il salto con l'asta o negli atleti, nei velocisti per la fase della partenza dai blocchi. Quindi queste capacità di spinta in divaricata possono essere utili per varie discipline. Ecco. Secondo esercizio, un po' più impegnativo, speriamo che si veda nel web, è una doppia forbice in aria. Questo è un esercizio specifico per i salti, perché l'atleta deve sostanzialmente partire e ricadere, creando una doppia forbice in aria, ricadere praticamente nella stessa posizione di partenza. È un esercizio abbastanza impegnativo, divertente anche per gli atleti alle volte, perché si sfidano a chi riesce a fare meglio la forbice in aria. Andiamo avanti e dovremo aver finito. Concludo facendo spero sorridere qualcuno, perché una sera mi arriva sul cellulare un video di un mio atleta che mi dice: guarda Enrico, guarda cosa mi sono inventato. Questo si è inventato che nel periodo del lockdown si è scavato una fossa della sabbia nell'orto, nel giardino di casa, con la somma felicità dei genitori. Praticamente si è fresato il giardino, ha messo la sabbia e, siccome non poteva venire al campo per fare tecnica, si è inventato una tecnica così molto, molto rudimentale all'interno del giardino di casa. Mentre il secondo, divertente, è stato su un meeting nazionali che abbiamo fatto, Camilla che fa vedere gli esercizi a tutti e c'è il gatto di Camilla che va diciamo a partecipare all'esercizio.
e quindi qui tutti ci siamo fatti una gran risata e diciamo che sono le cose simpatiche che sono successe durante gli allenamenti casalinghi. Bene, io ho concluso. Grazie Enrico. Spero di aver fatto nei tempi, sì, insomma sono andato un po' lunghino, ma va bene. Molto interessante, soprattutto perché si parlava prima di didattica e che si è capito molto bene quanto sia importante avere tutta una serie di contenuti, di esercizi che magari si possono trovare sul web, si possono trovare sui testi, ma è molto importante contestualizzarli, definire bene gli obiettivi, sapere bene perché questi esercizi vanno fatti, quando vanno fatti e soprattutto fa parte della didattica sapere utilizzare anche attrezzi di fortuna e fantasia, di estrema fantasia. Assolutamente sì, assolutamente alla sì. fine con gli ultimi 2 esercizi. Quindi noi vogliamo dare una serie di stimoli, poi ciascuno a casa sua, nel proprio campo di gara, ha la possibilità di utilizzare questa o l'altra attrezzatura e ciascuno a casa può utilizzare quello che ha a disposizione. Noi io posso solo dire che ho visto altri video di miei atleti e devo dire che hanno avuto molta fantasia perché hanno utilizzato varie cose che nemmeno io avevo pensato, insomma, di poter utilizzare a casa. C'è una domanda e poi purtroppo però data la risposta alla domanda non abbiamo altro tempo. Potremmo fare eventualmente alla fine anche dell'intervento nel gruppo dei lanci ulteriori domande oppure potremmo passare a sabato. Beh, esatto, io volevo anche invitare eventualmente, se sono andato un po' lungo, magari a me, Barbara, Francesca, sabato che ci incontriamo tutti, se volete tenervi qualche domanda, qualche curiosità da chiedere, magari potreste farlo anche sabato, insomma. Sì, sabato 23, intanto ti faccio questa domanda di Alessandro Saccon che probabilmente aiuta anche a concludere. In questo periodo di ritorno in pista, per ritornare a una condizione fisica discreta, è preferibile lavorare in maniera specifica su una di queste 4 tipologie di forza o è meglio allenarle tutte? Allora, qui abbiamo discusso parecchio anche con tutti i tecnici del settore nazionale che hanno atleti di interesse nazionale su come ritornare in campo. Sicuramente non si può pensare, è chiaro, partiamo da un presupposto, non sappiamo ancora quando si gareggia. Ci sono delle ipotesi, ci sono delle idee e quindi in base a quando si gareggia uno può cercare un attimino di mirare i lavori da fare, cioè cercare le strategie metodologiche da utilizzare. Sicuramente se si gareggia verso il periodo di agosto, io direi che bisogna ripartire cercando di concentrare gli esercizi soprattutto sulla parte veloce, esplosiva, cercando di migliorare quegli aspetti. È chiaro che ripercorrere tutte le tipologie di forza, diciamo, anche se l'isometrica la posso fare come lavoro, diciamo, di supporto, di sostegno, ma se dovessi vederla in forma di miglioramento della parte di forza massima, io starei un po' attento, ecco, cercherei di utilizzare maggiormente esercizi dinamici e magari lavorando sui livelli di potenza piuttosto che di forza massima. Sento un po' un'interferenza. Ricordo a tutti di tenere l'audio su mute perché altrimenti ci disturbiamo. Grazie. Adesso ho chiuso io l'audio. Grazie mille Marco. Allora ancora un grazie a Enrico, a Barbara, a Francesca. Vorrei ricordare a tutti che a proposito di ripartenza, l'ho ricordato anche ieri sera, ci sono le linee guida della Federazione Medico Sportiva Italiana, si trova sul loro sito e se si vuole trovare una bella sintesi, la dottoressa Ferrario ha fatto una bella sintesi che si può trovare in Atletica Viva online o ancora più facilmente sul sito della FIDA nazionale su Rancard 7 maggio, sono 12 minuti e fa tutta una serie di considerazioni importanti sulla ripresa degli atleti in questo periodo, anche da un punto di vista motivazionale oltre che fisico. Quindi io vi consiglio, l'ho già detto ieri sera, di vedere questo video. Ora la parola al gruppo Lanci, quindi a Renzo Noverato, Sergio Visentini e Andrea Meneghin. Prego.
Allora, io introduco Andrea che parlerà del peso. Naturalmente si ricollega alle richieste che sono quelle di suggerimenti didattici, si ricollega anche ad Enrico perché ha parlato di processi neuromuscolari e chiaramente noi andiamo a lavorare sul sistema nervoso, andiamo a lavorare sulle capacità di forza speciale, quindi sicuramente abbiamo la possibilità di arricchire le conoscenze. Ecco, Andrea, a te la parola. Mi sentite? Andrea, Sì, ci sei? Sì, ci sono, mi sentite? Sì, sì. Ecco, ok. Allora, è una serie di esercizi imitativi per il getto del peso lineare. Sono degli esercizi che ha eseguito la nostra Tare Miriam Bergamo a casa. Ecco, e quindi la fantasia è trovare un posto a casa, trovare delle attrezzature adatte per fare questi esercizi. Ecco, qui praticamente a corpo libero si tratta di, vedete, sono gli esercizi che facciamo sempre durante i raduni e anche naturalmente durante gli allenamenti personali. Qui Tare si fa aiutare dal papà con un elastico e esegue la traslocazione e entra nel finale. Fantasia vuol dire trovare l'attrezzo, l'elastico, un bastone, una palla medica, un pallone, bottiglie, come diceva Enrico prima. Ecco qua imita l'entrata del finale e il finale con la mano distesa verso l'alto. Vedete che il braccio sinistro leggermente alto, però insomma possiamo dire che è abbastanza in linea, equilibrata e centrata sul finale. Il prossimo. Ecco qua. Qua è lo stesso esercizio di prima, vedete che dalla posizione di spaccata recupera il piede destro sotto e lo ruota di 90 gradi. Eccolo là. Questa è la traslocazione con l'entrata del piede destro sul finale. Sono tutti esercizi che possiamo fare benissimo in casa, sul corridoio, in cucina o in garage dove hanno spazio, in casa se abitano in appartamento i ragazzi, oppure in giardino sul marciapiede. Eccolo. Questi qua invece è una serie di esercizi imitativi eseguiti da un atleta più evoluto di Tare. Qui vediamo che parte a piedi pari e si siede su una sedia. Qui va a piccoli passi indietro in maniera di trovare l'equilibrio e la sensazione dello spostarsi all'indietro durante la partenza della traslocazione. Questa qua è la spaccata, vedete si ferma col piede sinistro sul fermapiede, il braccio sinistro vedete che è leggermente più basso di come lo teneva Tare. Ecco qua c'è un altro esercizio con l'ausilio di un elastico tenuto dietro, ecco qua. L'elastico è in posizione anteriore ed esegue sempre una traslocazione. Il piede sinistro arriva sempre abbastanza vicino al fermapiede. Qui un altro esercizio di traslocazione con la partenza all'esterno della pedana. Questa qua è un doppio saltello e posizione sul finale. Questo qua lo ha fatto anche Tare prima, spaccata e recupero del piede destro sotto.
le posizioni del braccio sinistro delle spalle sono molto morbide. Più morbido è l'atteggiamento della parte superiore e più lunga è la spinta dell'attrezzo. Ecco qua, questo qua è un cambio al volo. Un cambio al volo è anche una tecnica che si usa normalmente, qualcuno, non sono tanti che la usano. Ecco qua, questo qua è il finale con un bastone sulla spalla, l'entrata sul finale. Ecco qua, qua aggiungiamo la spinta del bastone verso l'alto e eccoci qua. Adesso grazie anche a Enzo che ci ha fornito questi filmati fatti quando allenava Chiara. Ci sono degli esercizi di sensibilizzazione dei piedi e anche dell'apparato vestibolare, perché sono dei giri di 180 gradi su dei punti fissi che sono delle piastrelle scivolose, in maniera che possono non c'è tanto attrito, quindi ecco qua si affina l'equilibrio, l'apparato vestibolare e si abitua il fisico, anche la testa, a essere sempre presenti in ogni momento durante la fase del lancio. Ecco, qui ha perso l'equilibrio, è andata avanti. Questo qua era un'andata e un ritorno, anche qua è uguale, però lo esegue meglio il... si è bloccato un po', ecco. Avanti. Questi qua si possono eseguire a casa mettendo dei segni sul pavimento oppure sulle piastrelle, marciapiede di casa. Eccolo qua. Ecco qua c'è anche un cambio di direzione, sono sempre rotazioni di 180 gradi. Però a un certo punto abbiamo un cambio di direzione di 90 gradi, quindi questo giro è di 270 e quindi aumentiamo un po' la gittata e la difficoltà. Ecco qua. Anche qua dovrebbe essere andata a ritorno, se non ricordo male. No, questo no, il prossimo. Sì, ho lasciato perdere il finale, il lavoro del cambio durante la traslocazione. Questo qua serve, sono tipo rotolamenti, giusto per l'equilibrio, come dicevo prima, per l'apparato vestibolare, la posizione delle gambe rispetto al busto e le spalle. Qua Chiara, anche lei vediamo se ritorna indietro. Ecco qua, questo qua è uno di 360 addirittura e quindi riparte. Ho fatto vedere integralmente l'esercizio, così sì. Eccolo qua, questo qua è l'ultimo, è un quadrato formato con questi segni, con queste piastrelle, sono sempre giri di 180 gradi, all'angolo aumenta di 90 gradi, quindi sono 270. Eccolo qua. Chiara, un bel esempio, quindi meglio di così. Va bene. Abbiamo visto un po' di esercizi, ecco qua, buon divertimento. Abbiamo visto un po' di esercizi imitativi per la tecnica lineare e gli esercizi in rotazione successivi della tecnica rotatoria, quindi
qua c'è un po' da lavorare volendo. Ecco. Vi ringrazio dell'attenzione e buona continuazione. Ecco, Andrea ha esposto e vi ha fatto vedere con che difficoltà la Chiara ha affrontato questi problemi di coordinazione e di centratura sulle assi di rotazione, e vi assicuro che Chiara è coordinatissima, quindi sono esercizi di una certa difficoltà. Passiamo ora a Sergio che vi presenta il percorso per il giavellotto. Sergio, ci sei? Bene. Buonasera a tutti. Ecco, l'intervento di oggi, che riguarda il giavellotto, è rivolto alle categorie giovanili, ma non solo, e prende in esame gli aspetti tecnici della specialità con proposte di esercitazioni volte a migliorare proprio le caratteristiche tecnico-coordinative del lancio. Ho preparato in questi giorni, di forzato ma necessario contenimento a casa, un video che illustra in successione le varie fasi del lancio, partendo dall'impugnatura, che è il primo momento di approccio con l'attrezzo, ma che viene troppo spesso trascurato, fino al rilascio del giavellotto con esercitazioni imitativi specifici delle varie fasi. Ecco, dopo questa breve introduzione, direi di entrare subito nel dettaglio con l'aiuto del filmato. Bene. Ecco, nel periodo che abbiamo vissuto di impossibilità ad utilizzare proprio gli impianti sportivi, il lavoro di preparazione si è basato prettamente su esercitazioni di tipo condizionale, di potenziamento muscolare, mobilità articolare, esercizi di allungamento, trascurando però molto spesso tutte quelle esercitazioni che riguardano l'aspetto tecnico-coordinativo della disciplina. Le esercitazioni tecniche hanno dovuto tenere conto degli spazi a disposizione, non sempre idonei però con l'uso dell'attrezzo, anche perché non era sempre il giavellotto l'attrezzo usato, ma spesso era sostituito da un manico di scopa o da un bastone. Ecco, l'impugnatura deve consentire all'atleta appunto di controllare con naturalezza l'attrezzo nelle varie fasi della rincorsa. Due sono le tipologie di impugnature più usate. L'utilizzo di uno o dell'altro comunque è prettamente soggettivo e sono entrambe valide. Ma entrambe devono comunque fare in modo che l'attrezzo passi centralmente sul palmo della mano e che la presa delle dita sia ben salda, ma con la muscolatura dell'avambraccio non troppo contratta. Ecco, l'impugnatura pollice medio viene realizzata facendo presa con il pollice e con il medio sulla parte superiore della cordatura, mentre l'indice si distende lateralmente dietro sul fusto dell'attrezzo. Le altre due dita fasciano la cordatura. Ecco, l'altra tipologia di impugnatura, quella pollice-indice, viene realizzata facendo presa con il pollice e con l'indice sempre sulla parte superiore della cordatura, mentre le altre tre dita la fasciano nella parte centrale. Bene, vedete l'impugnatura solida. La fase successiva, la corsa frontale, è la prima parte della rincorsa di un giavellottista e termina con l'arretramento dell'attrezzo. Questa prima parte permette di raggiungere una velocità ottimale, ma che ci consenta comunque di accelerare ulteriormente nella fase successiva, dopo la sfilata del giavellotto. Questi sono filmati di qualche tempo fa, naturalmente, visto che ora non era possibile effettuarli. Nelle varie esercitazioni di questa fase, comunque l'attenzione sarà posta nell'oscillare il meno possibile l'attrezzo, che sarà tenuto con braccio semiflesso a lato della testa e parallelo al terreno. La corsa in accelerazione controllata deve essere decontratta con il braccio libero che accompagna in modo coordinato la ritmica della corsa. La sfilata è il momento di transito tra la corsa frontale e la corsa incrociata, per cui abbiamo questo arretramento dell'attrezzo comunemente detto appunto sfilata. È un momento delicato per gli equilibri del sistema atleta-attrezzo subisce passando da una posizione in cui l'asse delle spalle e delle anche sono frontali
ad un posizionamento laterale del corpo, con il braccio che ci distende dietro. Qui le esercitazioni dovranno concentrarsi su un'esecuzione il più lineare possibile, senza sbandamenti eccessivi. Tra i vari tipi di sfilata, quella dall'alto è quella più semplice come esecuzione. Con la sfilata dell'attrezzo entriamo nella seconda parte della rincorsa, la corsa incrociata o aciclica. Qui l'obiettivo sarà quello di incrementare la velocità acquisita nella corsa frontale con spinte di avampiede molto attive nella direzione proprio di lancio. Molte sono le esercitazioni che possiamo fare per migliorare l'efficacia della corsa incrociata laterale, soprattutto attraverso l'uso corretto delle spinte dei piedi, con miglioramento della coordinazione motoria, riferendoci alla ritmica, alla combinazione e alla differenziazione del movimento. Questo permette la decontrazione della parte superiore del corpo e un miglior controllo dell'attrezzo in questa importante fase della rincorsa. Ecco, la mano che impugna l'attrezzo deve essere sempre ben sostenuta con un braccio completamente disteso. Da curare particolarmente la mano allineata con l'avambraccio, in modo da non perdere l'attrezzo, e la punta del giavellotto vicina al capo, all'altezza degli occhi. In tutte queste andature speciali è importante fare in modo che l'attrezzo sia il più stabile possibile, puntando appunto sulla decontrazione della parte superiore, per poter concentrare l'azione sull'incremento delle spinte dei piedi, di conseguenza sulla velocità del sistema. Vedete qui molte esercitazioni, qui ce ne sono solo alcune, ma ce ne sono centinaia, proprio per prendere per imparare queste spinte dei piedi molto, molto attive. Ecco, l'ultimo incrocio della corsa incrociata è chiamato passo d'impulso. Rispetto ai passi precedenti, questo prevede una forte spinta in avanti alla dente, in netto anticipo sul busto, sia del piede sinistro, che un avanzamento deciso dell'arto destro. Questo è il passo più lungo della rincorsa, normalmente, ma il momento che deve eseguire in volo l'altro sinistro, dopo la spinta a terra, deve essere molto rapido, in modo da ridurre la fase successiva di monoappoggio tra il piede destro e sinistro nel piazzamento finale. Il momento che va dall'arrivo a terra del piede destro al momento in cui l'attrezzo lascia la mano viene identificato come finale di lancio. L'azione che viene svolta dal piede destro appena arriva a terra è molto importante, perché la sua rapida attivazione, con piede a 45 gradi, anticipa e prestila proprio la muscolatura del tronco. Le esercitazioni dovranno focalizzarsi sulla rapidità di intervento tra piede destro e sinistro, con la parte superiore del corpo che viene prestirata. È successo qualcosa? Vedete sempre? Sì, sì, Sergio, vai pure, si vede sempre. Sì, perché infatti non vedo... È sugli imitativi col giavellotto in spalla. Sì, sì, infatti non vedo niente, non so per quale motivo mi è andata via tutta l'immagine. Un attimo solo che vedo perché. Adesso è con l'elastico sul cancello. Comunque, ecco, passiamo agli altri esercizi imitativi con l'elastico, ecco, molto importanti anche questi, sia eseguiti in posizione da fermo che con impulso, per rendere fluido il movimento finale, che parte proprio dal piede destro fino alla frontalizzazione delle anche delle spalle con braccio passivo dietro. Da non sottovalutare il passaggio del gomito, che deve sempre salire almeno oltre la spalla e non passare da sotto o troppo per fuori. Qui si nota proprio il passaggio del gomito che scappa verso l'alto con un passaggio non troppo laterale. Dalla posizione frontale si vede meglio questo passaggio non lateralizzato del gomito. Per cui il braccio mantenuto molto alto e la posizione partendo dai piedi appunto. Ecco, nonostante in questo periodo non si possano eseguire dei lanci, chi ha la fortuna di un piccolo spazio esterno può predisporre un cavo inclinato attraversato da un vecchio attrezzo per poter effettuare proprio qualche lancio. Anche se da fermi, deve eseguire proprio il gesto nella sua globalità, curando anche la frustata finale della mano. Benissimo. Perfetto, grazie per l'attenzione, per questo breve
accenno proprio sulla tecnica, diciamo, che si può fare in questo periodo a casa, ma anche con questa apertura dei campi. Adesso nei prossimi giorni si può proprio puntare con queste esercitazioni proprio per riprendere questi momenti che abbiamo lasciato in questi 2 mesi. Lascio la parola a Renzo. Sì, grazie Sergio. Allora passiamo a vedere un pochino il disco. Cominciamo con il disco. Allora, anche qui ci siamo avvalsi di una modella e anche abbiamo utilizzato esercitazioni che sono state gentilmente date da Francesco Angius. Allora, perché gli esercizi imitativi? Beh, chiaramente per il periodo che stiamo attraversando o che abbiamo attraversato, speriamo, perché comunque hanno un grande valore per creare degli schemi specifici molto chiari a livello mentale, quindi organizzare il gesto in modo più corretto. Con gli esercizi imitativi facciamo anche forza speciale, e guardate che se vengono ripetuti insieme sono molto intensi, e poi c'è l'equilibrio. L'equilibrio, e in particolare nei lanci rotatori l'apparato vestibolare viene sollecitato tantissimo, e quindi in modo molto specifico riesce a determinare un arricchimento proprio della padronanza del gesto. Abbiamo impostato questi percorsi con una logica legata alla didattica, cioè partendo sempre dal finale, progressivamente andare a costruire il gesto fino alla parte iniziale. Qui sempre Tarè ci fa vedere come il finale, forse se parte non parte, vabbè, cominciamo bene, si può fare sia... Allora, il primo filmato che non parte è il gesto eseguito a spezzoni, cioè in parte. Il secondo, che invece fortunatamente va, è quello che vediamo in forma legata. Sempre per il finale possiamo fare delle imitazioni in cui parto col sinistro alzato, vado a simulare l'arrivo del sinistro a terra e l'azione del destro che va a spingere. Vedete che questo atleta mantiene la torsione del busto mentre esegue il movimento. Se andiamo avanti, andiamo quindi verso la costruzione del gesto completo, andiamo verso la parte di partenza. Molto utile l'esercizio del destro perno che vediamo. Non so perché, li ho provati 20 volte, li abbiamo provati anche ieri, partivano tutti, naturalmente non parte. Scusate, non so perché. Renzo, prova ad uscire un attimo dallo share screen. Sì. Farlo ripartire ma mettendo la spunta dell'ottimizzazione video. L'avevo messa prima, avevo già messa per riprovo, vediamo. Vedi, l'avevo messa già per Andrea. Ah, ok, allora non so. Non so, forse ci sono... Vabbè, dai, eccolo, con lentezza è partito. Questo è il gesto del destro perno in cui simula la rotazione che deve fare il piede destro in centro pedana, ed è un piede destro che non deve mai fermarsi, che deve continuare proprio a ruotare velocemente finché il sinistro non arriva a terra, e in qualche modo poi cercare di riprendere per fare l'azione del finale. La partenza è un altro momento importante. Vediamo qua i miei filmati stasera, no, se vanno. Allora vediamo l'apertura sul sinistro, inizialmente può essere fatta di soli 90 gradi, la vado a ripetere più volte, passo avanti, posso fare la stessa cosa ruotando, cioè passo sempre di 90 gradi. Ah, che tristezza. Niente. Questo invece che non vedete è lo stesso esercizio di prima, che però si ripete girando attorno al sinistro per 360 gradi, ma tutto a pezzetti di 90. Andiamo bene. Questa è un'altra variazione, vediamo, questa va, in cui la rotazione è sempre sull'asse, sul piede sinistro, però è più ampia e presuppone già il passaggio del corpo verso il piede destro. Questo giovanotto un pochino si apre, però prendete comunque come riferimento
il movimento, l'esercizio che vi sta mostrando. Questo invece è il passaggio laterale in forma dinamica, dal piede sinistro al piazzamento finale, poi il finale di lancio, che viene ripetuto più volte. Vedete l'azione del destro quando arriva a terra, che deve essere molto rapida per completare. Un'altra indicazione è questa, in cui questo ragazzo fa, sì, lo vediamo, riesce a fare la partenza sull'avampiede sinistro, a terra però sul destro, e questo è per cercare proprio equilibrio, far sentire che l'arrivo a terra deve essere in modo tale che il peso del corpo sia concentrato sulla gamba destra. Qui vediamo un'andata e ritorno sempre sul passaggio laterale, in cui questo atleta va e torna in forma successiva. Se viene ripetuto più volte, guardate che è un esercizio abbastanza molto intenso, però ha un grande arricchimento coordinativo. Vediamo qui se riusciamo, farà una rotazione di 360 gradi all'inizio e poi esegue il lancio. Questi non partono, sono felice di questo. Vabbè, niente, ve lo descrivo. Lei farà una rotazione di 360 gradi sull'asse del piede sinistro in partenza e poi successivamente, come a terra con il piede destro a terra, riparte per fare il lancio completo, naturalmente in forma imitativa. Questo è un altro esempio di un atleta che ruota con le spalle bloccate da un bastone e quindi fa tutta l'azione del gesto tranne la parte finale, quindi passaggio sull'avampiede sinistro, rotazione, fase aerea, piazzamento finale, finale di lancio, senza il finale di lancio perché rimane bloccato. Per cosa serve questo esercizio? Usare il bastone in questo modo permette di mantenere la torsione. Qui c'è un'altra variazione in cui l'atleta parte con una rotazione più ridotta, parte prima con 270 gradi e fa il finale di lancio, la stessa cosa poi la esegue con una rotazione, quella che abbiamo visto con Ta, di 360 gradi, arriva a terra e poi riparte subito per fare il finale di lancio. Si possono eseguire, ma se va come prima questo non parte, dei lanci completi fatti con un aggeggetto in mano che possa in qualche modo stimolare la percezione, il feeling con un attrezzo in mano non parte, non insisto. Queste purtroppo sono le andature specifiche, vediamo se vanno. Questa va, cioè si ripete in serie successiva le rotazioni, quindi in andatura le rotazioni del disco e poi si termina con il lancio completo. Questa è una parte finale, però si può arrivare a questo prima camminando, poi correndo, saltellando. E quindi si può esercitare in andatura in forma successiva il gesto, che permette quindi fluidità e padronanza, arricchimento, scusate, dell'apparato vestibolare per il movimento specifico. Questi sono un po' gli esercizi sulle rotazioni, un po' di forza che in qualche modo può essere utilizzata in forma dinamica, ed è tratta da un filmato che mi ha passato il mio amico Angius, tratto dei lavori che facevano in Russia qualche tempo fa, vedete dalle immagini. Sono così, un po' io ho pensato di metterle, anche se non è proprio il gesto specifico, perché vanno a prepararlo, vanno a costruire sia l'apparato vestibolare, vanno a lavorare sull'equilibrio, vanno a lavorare sulla capacità di tenuta delle posizioni, quindi il cambiamento degli assi. Sono ad intensità variabile, adesso questi sono facilmente eseguiti per tutte quante le fasce d'età, ce ne saranno poi qualcun altro che vanno fatte invece con atleti un po' più evoluti. Questi sono dei semplici balzi sul posto con richiamo, che poi possono essere però arricchiti con dei balzi su un arto che vanno poi però fatti e devono mirare solamente a un livello molto più alto. Però vedete che anche a carico naturale sul posto esercizi ad altissima intensità si possono fare. Altre indicazioni: tutti questi lanci, il lancio del disco si fa spostandosi posizionando l'atleta con le spalle alla direzione di lancio, quindi bisogna imparare a spostarsi all'indietro, quindi tutte queste cose vanno ad arricchire il controllo corporeo proprio sotto questo aspetto. Qui vediamo un altro esercizio molto intenso di equilibrio e di tenuta sulla gamba destra, che viene eseguita sia da questo atleta, ma vedrete adesso che viene eseguita anche dalla Adams, che notoriamente è un donnone da 2 metri.
chiaramente è un esercizio molto intenso, deve essere eseguito con cautela. Qui vediamo Storm che ce ne suggerisce qualcun altro, sempre per la potenza degli arti inferiori, e chiaramente va sempre calibrato. Questo è un altro esercizietto di caduta e tenuta in isometrica. E per il disco mi fermo ringraziando chi mi ha aiutato e mostrandovi questo lancetto da 74,08 che resiste ancora da 34 anni, come il record del mondo del martello. Ecco, ce lo vediamo, qualche secondo ancora. Spero che a Enzo non mi rimproveri se gli faccio vedere questo, ormai questa testimonianza un po' vecchiotta, però merita secondo me vedere questo gesto eseguito ad alta intensità da questo atleta e anche in forma controllata. Bene, terminiamo con questo, lasciamo scorrere questo lancetto, che è sempre il record del mondo fatto da un'altra angolazione, e passiamo a parlare un po' di martello. Quindi adesso cambio l'impostazione, inserisco, dove è finito qua, il martello. Ecco. E qui, rispetto al titolo che adesso vedrete, ho un po' imbrogliato. Perché un po' imbrogliato? Perché il valore di esecuzione del gesto di lancio senza attrezzo, cioè non abbiamo eseguito lanci, adesso non so, si sta un po' impallando tutto, forse le proposte che vi farò sono state fatte tutte senza lancio, però sono state eseguite anche con dei martelli chiaramente a secco, che vuol dire con esercizi di meccanica fatti in forma successiva, non c'è rilancio, quindi per addestrare in modo successivo il movimento. Anche qui ho cercato di dare un'impostazione che si rifà al processo didattico dell'apprendimento, quindi partire dall'inizio e successivamente andare a costruire il gesto. I criteri sono globale, analitico, globale, però il globale, che sarebbe l'approccio con il gioco, la fase iniziale l'ho tralasciata perché l'ho data già un po' acquisito. Quindi parto con una proposta che vede le varie fasi del lancio, i vari movimenti scomposti e poi ricomposti se vanno. Quindi partendo dal preliminare diviso a pezzetti, l'ho diviso in 3 parti, vedete, proprio per dare un'indicazione, vado via un po' veloce, passo avanti, vediamo il giro, scomposto anche lui in 3 parti, la prima parte di doppio appoggio, poi la fase di appoggio singolo con il richiamo e di appoggio singolo con l'anticipo. Doppio appoggio, richiamo, anticipo. Analisi del gesto, in cui le spalle dovrebbero restare decontratte, ci dovrebbe essere in qualche modo la capacità di mantenere una posizione stabile. Vi ricordo che nel martello gli angoli sono 3, cioè le linee di torsione sono piccolissime ma sono 3, linea dei piedi, linea delle anche, linea delle spalle. Un modo per gestire il gesto è quello di farlo sia in forma analitica, a rallentatore, questo chiaramente stiamo vedendo il finale, e poi in forma legata. Devo dire che la mia modella qui non ha eseguito quello che io vorrei, e vorrei sottolineare il fatto che le anche dovrebbero entrare un po' di più, però insomma tenetelo presente. Qua mi sono avvalso di filmati vecchi perché se facciamo un discorso di didattica devo usare sia la parte analitica ma poi passare alla parte globale. Che vedete che questo è quando riuscivamo ad andare a schio, abbiamo fatto queste cose, quindi imparare il preliminare basso che ci aiuta, perché il preliminare basso ci tiene con un'orbita piatta e facilita tutte quante le posizioni per passare poi in forma dinamica il preliminare alto. Sono esercizi chiaramente base, ma che hanno la funzione proprio di costruire il movimento. Io ve li propongo, ve li ho proposti proprio con l'intenzione di dare un'idea del percorso. Questa è una parte anche questa. Ecco che va, quindi poi si va a lavorare sulla meccanica del giro, quindi multigiri con dei bastoni, passare successivamente a dei multigiri con delle piastre. Vedete che tutti questi lavori sono stati fatti a casa. Dai, non va?
Non so dirvi il perché, si vede che il computer ormai sarà stanco, ha lavorato troppo in questo periodo. Fatto quindi in questo periodo, quindi si sono esercitati i ragazzi in questo modo, cercando in tutti i modi di... E poi, una volta passato questa prima fase di lavoro, cercare poi il collegamento. Il collegamento è abbinare la rotazione del corpo con quella del martello attorno al corpo dell'atleta. Quindi vedete, il preliminare basso e camminando è proprio un primo modo per strutturare il gesto, può essere fatto in somma successiva. Guardate che è utile anche per gli atleti evoluti. Perché? Perché in qualche modo ci aiuta a tenere le posizioni. Qui la richiesta veniva fatta un preliminare basso, perché proprio tiene un martello facile da gestire, e il rotolino. Il rotolino vuol dire martello che scorre, e la funzione di questa cosa è aiutare a tenere posizioni corrette. Filmati mandatemi da casa, non vogliono partire più. Allora, questo ve lo descrivo, mi dispiace, vi chiedo scusa, ma non so cosa dirvi, prima funzionava. È il preliminare basso alternato ad ogni 2 giri, viene fatto in forma successiva, proprio con l'obiettivo di mantenere le posizioni e addestrare le rotazioni. La stessa cosa fatta con il preliminare alto, vediamo se questo lo riusciamo a vedere. Questo lo riusciamo a vedere, è l'esercizio di prima però fatto con il preliminare alto, perché bisogna, cosa cambia? Cambia che il preliminare piatto, basso, mi facilita la rotazione, il preliminare alto me le complica. Scusate, sono andato troppo avanti, con la frenesia di vedere se parte. È partito. Adesso invece questo è un altro modo di gestire la rotazione dividendo il giro in 2 parti, fase di appoggio doppio e fa appoggio singolo, fa però ripetute in serie. È sicuro che alla fine le gambucce sono abbastanza stanche. Altra esercitazione è il multigiri, fatto col preliminare alto, in cui faccio più giri, però controllo a un certo punto se ho mantenuto la posizione, per cui l'atleta si ferma, fa un preliminare basso e riparte. E questo è un modo per renderli sensibili che il busto non si muove. Quello che non abbiamo visto prima lo vedremo adesso, forse con delle giostre, con 2 martelli fatte, vedete, in situazioni sempre in periodo coronavirus, quindi un periodo disagiato, fatte dove si poteva, un garage, superficie piana, in cui si addestra, si riesce in qualche modo a lavorare per costruire uno schema poi da recuperare successivamente quando potremo lanciare. Lo stesso rotolino in montigiri, ve lo mostro proprio come rappresentanza di quelle cose che si possono fare in situazioni disagiate, ma che poi vanno a rinforzare lo schema specifico del gesto. Le combinazioni sono molto utili perché in questo modo posso specificare il movimento. In questo caso, quello che vi sto vedendo, vedete che la rotazione viene fatta alternativamente con il braccio sinistro e poi con 2 braccia legate. Perché? Perché il braccio sinistro mi aiuta a tenere l'orbita ampissima e poi la sensazione che ho avuto la devo mantenere per portare ancora il movimento sulle 2 braccia, cioè non deve esserci tensione. Stessa cosa fatta partendo col preliminare alto, sempre con lo stesso obiettivo. L'orbita non cambia, deve essere assolutamente mantenuta uguale sia con un braccio solo, il sinistro che aiuta, sia con tutte e 2. Preliminare alto il giro è il momento della fusione. Mi aiuta a tenere una posizione corretta e un'orbita chiaramente ottimale. Questo va fatto in successione, quindi diventa un'andatura specifica del martello, prima con un giro e successivamente alternato con 3 giri. E ripetendolo vado chiaramente, l'obiettivo è sempre quello di addestrare. Quando sono bravi posso arrivare sempre negli esercizi addestrativi, e quindi senza lancio, ad eseguire con il preliminare alto dei multigiri in cui alterno il braccio sinistro che mi facilita, il braccio destro che mi complica la vita, perché il braccio destro tende a farci aprire la torsione, a perderla. Quindi vedete questo ragazzo che riesce a fare il cambio di mano senza perdere la posizione, ma ancora meglio, cioè è bravo perché riesce a terminare e a fare il preliminare senza perdere l'equilibrio. L'anticipo
se parte, l'anticipo fatto in appoggio, l'anticipo esercitato in coppia, quindi le ragazze possono chiacchierare tranquillamente e scambiarsi qualche opinione sui capelli, si può fare camminando, quindi un passetto e marco l'anticipo, poi verifico se l'equilibrio c'è stato, ma è equilibrio e anche un po' di isometria. Lo faccio camminando, lo faccio sedendomi, quindi qua faccio un lavoro chiaramente di forza isometrica, lo posso fare da una parte, ma lo devo cercare di fare anche dall'altra, perché chiaramente non posso avere situazioni diverse a livello di forza muscolare. È un esercizio molto intenso, chiaramente non è per i più piccoli, deve essere fatto con una certa attenzione. Lo stesso esercizio lo posso eseguire con le braccia, guardate che è molto difficile questo anticipo perché l'equilibrio con la posizione della bacchetta tenuta alta sopra il capo rende la situazione piuttosto precaria. Questo vediamo il multigiri analizzato in 3 parti, doppio appoggio, richiamo e viene fatto con la sbarra sulle spalle che rende il movimento sicuramente più difficoltoso. Lo stesso può essere fatto con la bacchetta tenuta alta a 2 mani sopra il capo che rende sotto l'aspetto dell'equilibrio ancora lo rende chiaramente più difficile. Vado un po' veloce perché mi accorgo che sto andando. Ancora l'analisi del giro fatta con la bacchetta tenuta sotto il bacino, quindi una posizione che va ad accentuare il caricamento e che rende il tutto abbastanza complicato, poi fatto sia in forma divisa e successivamente poi si lega e si va ad accelerare il movimento. Vado un po' veloce, scusatemi se... Stessa cosa per rendere ancora la vita più difficile dei nostri atleti, con una bacchetta di ferro in mano, vedete la difficoltà dall'espressione del viso, e va proprio a lavorare su forza specifica del movimento. Sappiate che sono tutti quanti movimenti. Fantasia. Allora, questo è un altro esempio di fantasia motoria. Non si poteva uscire, non si poteva fare niente, e con una soluzione trovata per meccanizzare il movimento. Si lancia, si può lanciare. Sì, abbiamo trovato questo espediente, l'asciugamano, che non va fuori i confini della casa, però intanto, per carità, non è niente in mano, ma lanciare cercando la velocità con qualcosina che ti dà un riferimento può sicuramente aiutare ad arricchire, a dare un po' di sensazioni utili in questa fase un po' particolare. Questo è un modo, se vi capiterà usatelo, perché l'asciugamano ci permette di avere una tenuta che ci dà dei suggerimenti motori molto utili, ma soprattutto non vada lontanissimo. Termino con queste 3 proposte fatte da Mauro Fusio, che sull'aspetto di forza speciale aveva una fantasia incredibile. Infatti lui suggerisce: non fate le torsioni con la piastra tenuta sui bordi, ma tenetele in questo modo. Ed è una proposta che va sicuramente ad arricchire il movimento e lo rende molto più specifico. Poi altri due esercizietti che vi voglio mostrare sono questi, fatto con le kettlebell, in cui lui chiaramente prima da una parte e poi dall'altra suggerisce queste oscillazioni. Vi ricordo che sono lavori di forza, ma che però mi permettono di avere una libertà degli arti inferiori. Ultimo esercizio, ringrazio chiaramente tutti quelli che mi hanno aiutato per la produzione di questi video, e vedete come lui va a portare questa oscillazione specificatamente al lancio del martello, perché fa questo tipo di rotazione. Ecco, vi lascio con questo, vi ringrazio dell'attenzione, vi chiedo scusa se qualche filmato non è partito, ma ci avevo provato un sacco, prima giravano tutti, non so se il momento ha creato questo tipo di situazione. Ecco, bene, ritorno la parola a Enzo Agostini, che sta organizzando... Non c'è? Sì, eccomi qua. Ecco, è il bello della diretta, Renzo. Io mi sono dimenticato di accendere la luce e tu hai provato tante volte i video, ma capita. Comunque io vi devo fare i complimenti, perché in 45 minuti presentare esercizi di didattica e per 4 lanci più 1
veramente è un grossissimo sforzo didattico. Sono state fatte tantissime proposte che poi potranno essere riviste e potranno essere utilizzate. E qua si vede che chi allena i lanci è molto abituato ad utilizzare nella didattica gli esercizi imitativi, perché consentono poi di aumentare quello che dicevamo prima, è l'efficienza dell'allenamento, perché l'allenamento deve essere efficace ma deve essere anche efficiente. Allora, se io lancio, poi devo andare a recuperare l'attrezzo, poi torno indietro, impiego tantissimo tempo soprattutto sui lanci, quelli più lunghi, e in alcuni momenti della stagione questo è corretto, cioè quando si fanno lanci ad alta intensità, lanci completi, però poi sappiamo che è importante ripetere tante volte il gesto nelle sue singole parti e il gesto globale, e gli imitativi consentono di fare questo e quindi di migliorare la tecnica. Quindi in questo momento sono lavori che sono fondamentali per mantenere il livello tecnico dei ragazzi, ma anche per poter imparare la tecnica. L'unica cosa, Renzo, mi sentivo di dirti: no esercizi di coppia in questo momento, ne hai mostrato uno, niente esercizi di coppia, a meno che non siano fratello e sorella o congiunti molto stretti, e poi anche gli esercizi con i pesi, con i propri pesi personali, no? Certo. Da sanificare. Ma certo. Allora, c'è una domanda, spero di interpretarla correttamente. Intanto non ci offendiamo, volevo dire, se le persone lasciano la sala, se la lasciano anche salutandoci, ci fa ancora più piacere, ma giustamente dovevamo concludere entro le 20, quindi se qualcuno deve andare via non ci sono problemi. Una domanda per i lanci, e mi pare di capire che sia relativa ai lanci con tecnica, al peso con tecnica rotatoria. È una domanda di Filippo Biondi. Se non riesco a capirla bene, chiedo a Filippo Biondi di aprire il microfono e di correggermi. Sì, no, chiede se va insegnata nella categoria cadetti già la tecnica del peso, credo con rotazione, perché il disco è chiaramente in rotazione. Se un atleta è più prestante, ma lascio la parola a Filippo. Sì, no, chiedevo semplicemente nella categoria cadetti se ci sono atleti che magari hanno già, come dire, più facilità, più allenamento, un corpo diverso, più sviluppato, di insegnare la tecnica completa, perché nelle loro categorie di solito basta anche solo la traslazione o metà giro per fargli fare una gara e si divertono comunque. Volevo sapere cosa ne pensavate. Andrea? Andrea, l'audio chiuso. E adesso eccolo qua, mi sentite? Sì, naturalmente Filippo, prima si comincia a insegnare a sti ragazzi la rotazione e prima imparano. La tecnica rettilinea è quella che usualmente si insegna anche a scuola, perché è laterale, eccetera. Però diciamo che è leggermente più difficoltoso insegnare la rotazione perché non è un movimento naturale. Poi per il fatto che del fisico, credo che a quell'età là ci sia ancora margine di crescita. Quindi io credo che tutto quello che si insegna ai ragazzi viene messo dentro, e quando arrivano a maturazione poi si vedrà come lo sviluppo anche della tecnica, come si svolgerà, insomma, ecco. Credo che bisogna insistere sempre con la didattica, con la tecnica imitativa che abbiamo fatto vedere stasera, e poi crescere piano piano con gli attrezzi, con le difficoltà che vengono, insomma. Ieri sera abbiamo visto Vizzoni, ha cominciato da piccolissimo col suo allenatore, era ancora crudo come atleta, però poi alla fine si è guadagnato la medaglia d'argento alle Olimpiadi,
crescendo con tutti i difetti che poteva avere da piccolo. Sì, dopo bisogna essere anche dotati, insomma, un po'. Quindi non so se... Sì, io posso aggiungere solamente una cosa, Andrea, se mi permetti, cioè che bisogna anche fare attenzione alle richieste del ragazzo, cioè a volte se l'approccio per il rotatorio diventa facile, va bene, perché comunque noi misuriamo e quindi la misura è quella che gratifica, quindi fare anche delle scelte legate a questo, dare ai ragazzi degli stimoli che siano utili per dare soddisfazioni e piano piano indirizzare nel modo più corretto il percorso da seguire. Certo. C'è una domanda di Giulio Imperatore che ha alzato la mano, se non ho capito male. Giulio? Allora, ho capito male. Ho visto la domanda. Bene. Allora, se qualcun altro vuole intervenire, abbiamo ancora qualche minuto. Altrimenti direi di rimandare il tutto allora al sabato 23, dove ancora vi ricordo potrete dialogare con tutta la struttura tecnica regionale, quindi prepararvi dei quesiti, delle domande e soprattutto se volete preparare del vostro materiale da poter mostrare. Deve essere chiaramente coerente con le finalità di questo lavoro che sono riassunte, come già vi dicevo, nel titolo, quindi ricominciando, seguendo le regole, con fantasia per questa sera, con forza, per mantenere gli aspetti sia condizionali che coordinativi che tecnici dei nostri ragazzi e magari cercando anche di svilupparli. Ricordando che però in questo momento per i nostri giovani, visto che le competizioni saranno molto più avanti per i giovani, molto probabilmente dopo la fine dell'estate, in questo momento è importante fare attività di atletica leggera, soprattutto per le valenze legate al mantenimento della salute, per il mantenimento della motivazione a fare atletica leggera, a fare sport, a fare attività fisica e per cercare di ripristinare un po' di socialità con noi tecnici e socialità tra i ragazzi. Quindi credo che questa sia la valenza del lavoro che andremo a fare in questi mesi con i giovani. Per giovani intendo gli atleti della categoria appunto cadetti e allievi. Per quanto riguarda i più piccoli vanno studiate altre formule che al momento non sono ancora così chiare, perché gli aspetti legati al gioco e quindi all'attività fatta insieme, anche avendo un tipo di contatto fisico, lo scambio degli attrezzi sono ancora più importanti. Quindi per i più piccoli dovremo lavorare ancora più di fantasia, tenendo conto però dei protocolli che hanno un loro fondamento, ripeto, per il mantenimento dello stato di salute. Io ringrazio ancora Renzo, Andrea, Sergio, Enrico, Barbara, Francesca. Vi invito tutti quanti per domani sera alle 18:30 per la terza serata relativa quindi alla corsa di velocità, al mezzo fondo e alla marcia. Grazie a tutti per essere stati qui con noi e arrivederci. Ciao, grazie, saluti.